Il campionato di pallamano di Serie A2, la Pallamano Girgenti gioca sabato prossimo 8 novembre in casa contro Teramo. Ascoltiamo l'allenatore Lillo Gelo. Coach Lillo Gelo, dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, l'8 novembre la sfida casalinga contro Teramo per terza giornata di andata. Sarà sicuramente una Girgenti rinnovata anche nell'organico. Ma sicuramente ci stiamo muovendo per poter tipo rinnovare un pochettino la rosa. L'infortunio di Luigi Mandisi ci ha penalizzato tantissimo e ci ha, diciamo, scombustolato tutti i piani che ci avevamo fatto su come organizzare la squadra. Quindi il suo infortunio, in cui starà 6 mesi fuori, ci fa correre ai ripari per poter riprendere, diciamo, il campionato nella giusta maniera. L'8 novembre in casa contro Teramo sarà l'ora del riscatto? Ma sicuramente sarà una partita importante che bisogna vincere. È una partita in cui giochiamo con una squadra che ha 0 punti come noi e quindi la vittoria, diciamo, che deve essere giocata la partita per vincere diciamo, a tutti i costi. Cosa ha detto finora questo campionato? Ha detto che, diciamo, che ad oggi abbiamo, diciamo, delle squadre che lottano per le prime posizioni. La grossa sorpresa è stata il CUS Palermo, che veramente ha battuto il Romagna, che è accreditato come una squadra per vincere il campionato. Il Camerano si è confermata squadra che è retrocessa dalla Serie A Gold e quindi a punteggio pieno, e poi ci sono delle squadre che in questo momento stanno soffrendo, ma io sono sicuro che non sarà così. Sia il Sannio, Teramo e noi sono certo che ci riprenderemo da questo momento iniziale non positivo. Quanto brucia la sconfitta sul campo del Fasano? Brucia un po' tanto, perché negli ultimi, diciamo, 10 minuti eravamo riusciti a riprendere una partita che eravamo sotto di 5 gol, 4 gol, e siamo riusciti ad arrivare anche a -1. Solo che alla fine, negli ultimi 2-3 minuti, non abbiamo avuto la freddezza, come posso dire, per poter gestire al meglio la partita. Sicuramente sarà dovuto anche alla stanchezza. I cambi erano pochi perché mancava anche Vincenzo Pace, che non è riuscito a venire alla partita, quindi ci è mancato qualcheduno che potesse dare un po' il respiro ai 3 terzini. Sei ottimista, fiducioso per il futuro? Ma sicuramente sì, stiamo lavorando per questo, i ragazzi si allenano e si impegnano sempre al 100% e stiamo cercando di mettere qualche tassello per essere un pochettino più competitivi. E dopo l'infortunio sono ripetitivo, ma dopo l'infortunio di Mandisi, che ci sta penalizzando tantissimo.